tecnicamente non si può definire un presidio fisso, ci saranno delle stazioni mobili che comunque permarranno in loco alternativamente da parte delle varie forze di polizia. Sarà una staffetta tra forze di polizia a garantire la sicurezza di Piazza Borsa e delle vie adiacenti, troppo spesso teatro di risse, aggressioni e episodi di degrado. L'ultimo della serie ha visto come vittima il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, minacciato con una bottiglia. Opta quindi per il pugno di ferro, il tavolo convocato in prefettura con sindaco, polizia locale, questura, carabinieri, guardia di finanza. Anche durante il periodo notturno. Quindi 24 ore. E in un certo senso, compatibilmente con le risorse a disposizione delle forze di polizia, si cercherà di presidiare quella e anche ad altre zone, naturalmente. La stessa Camera di Commercio intensificherà la videosorveglianza e c'è poi il capitolo dei DASPO sui quali sono in corso le valutazioni della questura. Contestualmente sono in corso tutti gli strumenti che la normativa consente nei confronti dei soggetti già individuati che verranno poi valutati dall'autorità giudiziaria e che porteranno, si presume, anche all'allontanamento delle persone che non sono residenti nella città di Treviso. Aspetto sul quale non transige il primo cittadino. Ho chiesto al prefetto e alle forze dell'ordine che quelle poche persone che si sono rese protagoniste di episodi certamente spiacevoli, antipatici da condannare siano allontanati dalla nostra città. Le forze dell'ordine stanno lavorando in questa direzione. Ma per arrivare agli allontanamenti serve la collaborazione di tutti. Faccio un appello ai cittadini di denunciare ogni qualvolta succede un episodio, piccolo o grande, di maleducazione, di aggressione, di offesa o di mancanza di rispetto, devono essere denunciate alle forze dell'ordine, perché così ci vengono dati degli strumenti in più per poter agire nell'allontanare queste persone che nulla hanno a che fare col nostro tessuto sociale.